Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo oggi con la cronaca perché una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale che si è verificato questa mattina a Spilimbergo. L'auto a bordo della quale viaggiava si è scontrata con un tir ed è carambolata più volte prima di arrestarsi. È successo intorno alle 8 a Istrago, all'altezza dell'incrocio tra via Generale Caneva e via Valcellina. Sul posto sono arrivati l'elisoccorso ed un'ambulanza. All'arrivo dei sanitari la donna era in arresto cardiocircolatorio. È stata rianimata sul posto dopo che i vigili del fuoco l'hanno liberata dall'abitacolo. È stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Spilimbergo e da qui poi trasferita in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine. Passiamo al territorio, sempre più neve in montagna e da giovedì aprono tutti i poli sciistici della regione. Le precipitazioni nevose della notte hanno portato i fiocchi su tutto l'arco montano della regione, con neve in quota fino a 50 cm sopra i 1800 metri e una decina di centimetri a fondovalle. E nei prossimi giorni aprono tutti i poli turistici invernali della regione. Presi d'assalto i poli invernali della regione nel weekend, sono buone le previsioni di turisti nei prossimi giorni grazie anche alle precipitazioni nevose in alta quota delle ultime ore. Fino a 50 cm sopra i 1800 metri si sono raggiunti a Piancavallo, il polo in cui ha nevicato di più, a una ventina di centimetri a fondovalle. Ma i fiocchi sono arrivati su tutto l'arco montano della regione, a Sappada 25 cm in vetta e 15 a valle, gli stessi per Sauris e Selanevea, mentre a Forni di Sopra in quota 20 cm. Zongolan e Ravascleto le zone in cui ha nevicato meno. E nei prossimi giorni aprono tutti i poli turistici regionali. Il drastico calo delle temperature, che proseguirà nei prossimi giorni, permetterà l'innevamento artificiale programmato in buona parte della regione per arrivare tra giovedì e venerdì ad aprire nuove piste e impianti di risalita in tutte e 6 le stazioni sciistiche. Da giovedì inizia la stagione di Sappada, Piancavallo e Ravascleto Zoncolan. Venerdì toccherà a Forni di Sopra con l'apertura delle seggiovie Varmostuno 2-3, mentre a Treviso la stagione prenderà ufficialmente il via sabato 17 dicembre. A Selanevea, dove già si scia dall'8 dicembre, sabato apriranno anche le piste Canin Turistica, l'impianto Tappeto Campo Scuola e le piste Campo Scuola 1 e 2. E le basse temperature raggiunte nella notte hanno rallentato questa mattina la routine quotidiana di molti corregionali. A Udine un mix tra freddo, condensa e pioggia ha infatti cristallizzato le carrozzerie, ghiacciando completamente parabrezza e finestrini, rendendo difficoltosa anche la semplice apertura delle portiere. Una condizione agevolata dai -4, -5 gradi registrati prima dell'alba. Inevitabili i successivi ritardi sulle tabelle di marcia delle famiglie alle prese con l'accompagnamento dei figli o con l'arrivo sul luogo di lavoro. Rallentamenti simili si potrebbero verificare anche il 15, il 16 e il 17 dicembre, quando è nuovamente previsto l'abbassamento delle temperature e il ritorno di vento e pioggia in regione. Giovedì 15 inoltre non si esclude l'arrivo di neve o nevischio nel capoluogo friulano, come tra l'altro accaduto ieri pomeriggio anche a Colloredo di Monte Albano e Fagagna. Cambiamo pagina. Trieste, che lo scorso anno aveva fatto registrare 580,9 punti, perde la vetta della classifica stilata dal Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane e scende di 6 posizioni al 7° posto con 574,7 punti. Ma è l'intero Friuli Venezia Giulia a registrare cali, ad esclusione di Gorizia, che sale di 4 posizioni e si classifica al 19° posto. Scende di 3 posizioni invece Udine, fermandosi al 12° posto, e precipita addirittura di 19 posizioni Pordenone, che si attesta al 26° posto. Sopralluogo questa mattina dell'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen al cantiere del liceo scientifico Marinelli di Udine. I lavori renderanno l'istituto più efficiente dal punto di vista energetico e anche più digitale. Oggi al via nuovi lavori per il Marinelli per un futuro migliore. Quale? È quello di una scuola al passo con i tempi, che dia agli studenti le risposte che aspettano delle due grandi transizioni, ecologica e digitale, quindi una scuola che sia ecosostenibile e che sia totalmente digitalizzata. Mi pare che si stia sulla strada giusta e quindi raccoglieremo i frutti anche se tra qualche anno, perché credo che i lavori del Marinelli interesseranno la parte chiusa per almeno 2 anni.
La regione a fianco del Marinelli. Beh, io devo dire che dopo decenni di abbandono degli istituti scolastici dell'ex provincia di Udine, da un paio d'anni abbiamo iniziato un programma importante che sta rispettando le tempistiche. Abbiamo creato forse la scuola più moderna a livello nazionale, che è la scuola Polmone, che sarà utilizzata per tutti i lavori che come programmati verranno fatti negli istituti secondari di secondo grado della città di Udine. Gli interventi sono possibili grazie a fondi importanti del Ministero dell'Istruzione, accompagnati dai fondi comunitari e con un intervento programmato su una triennalità importante da parte dell'amministrazione regionale. Ci occupiamo adesso di sanità. L'attività dell'Hospice di San Vito al Tagliamento ha compiuto 15 anni che sono stati celebrati nel corso di una serata al Teatro Arrigoni, una struttura fondamentale anche grazie all'associazione Il Gabbiano per dare supporto alle famiglie dei malati. I 15 anni dell'attività dell'Hospice di San Vito al Tagliamento, reparto che accompagna le persone nell'ultima fase della loro vita attraverso le cure palliative, sono stati celebrati nel corso di una serata al Teatro Arrigoni, un modo per ripercorrere e ringraziare l'attività del personale sanitario impegnato e supportato dall'associazione Il Gabbiano. È una ricorrenza durante la quale vogliamo far parlare quelli che sono stati i protagonisti, quindi tutto il direttivo, ma soprattutto gli operatori sanitari che hanno vissuto questi 15 anni di esperienza all'interno di questa struttura molto delicata, molto complicata, che richiede una preparazione specifica. Presenti anche i familiari di chi all'Hospice ha trovato conforto. Una cosa fantastica, erano sempre lì pronti, arrivavano in punta di piedi, ci aiutavano, ci confortavano in tutto e dappertutto. Un plauso è arrivato dall'amministrazione comunale. Celebriamo 15 anni di una grandissima storia sanvitese che continua a impreziosire i nostri servizi e a rendere questo territorio un territorio solidale. A sostenere le iniziative dell'Hospice in prima fila c'è Freelovers Banca con la mutua Credima. È una realtà che fin dall'inizio si è dimostrata particolarmente originale nelle modalità proprio di garantire alle persone in quelle fasi così importanti della vita un'assistenza sanitaria proprio con il domicilio. Quindi questa rete delle cure palliative divenne in qualche modo un modello. E Claudia Andreetta, oncologa dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, è stata nominata referente per la regione Friuli Venezia Giulia dell'associazione Women for Oncology. Oggi le donne sono ancora poco rappresentate nell'oncologia e raggiungono con difficoltà posizioni apicali nel percorso professionale. A fronte di questo scenario, nel 2013 è partita l'iniziativa Women for Oncology, che punta a creare un network di professioniste per supportare e tutelare il merito professionale femminile e facilitare l'ascesa della donna verso posizioni apicali ancora oggi maggiormente ricoperte da uomini. Women for Oncology è un percorso di coaching rivolto alle donne medico che lavorano in oncologia. Claudia Andreetta lavora da 15 anni come specialista oncologa in ASUF ed è referente per le neoplasie ginecologiche, oltre ad occuparsi anche di neoplasia mammaria. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche ed è coinvolta attivamente nella ricerca scientifica. In chiusura lo sport, basket, 2 sconfitte a distanza, pur diverse nel momento e nel risultato, accomunano Web Gesteco Cividale e APU Old Wild West Udine. I Ducali sprecano un jolly prezioso contro San Severo all'ultima azione, mentre i bianconeri vengono dominati da una modesta Forlì. Cade all'ultimo possesso la Gesteco, crolla tra le mura amiche del Carnera l'Apu. Un weekend da dimenticare per motivi diversi, quello del basket regionale di A2, con entrambe le squadre reduci dal derby infrasettimanale sconfitte dalle rispettive avversarie. San Severo passa l'ultimo canestro contro Cividale, ancorata sul 53 pari a 8 secondi dalla fine. Marotta e compagni sprecano l'ultimo possesso, consegnandolo agli avversari che mettono a referto gli ultimi 2 punti decisivi. Un jolly sprecato, secondo il presidente Davide Micalic. Che peccato, grande peccato, ci siamo persi un jolly, avevamo in mano un
jolly importantissimo per la nostra classifica, per finire la grande, il giorno d'andata era vinta, 53-45 dopo l'inizio shock, frutto anche di un viaggio lunghissimo, la squadra era stanca, non c'era Jack Dell'Agnello, Eugenio Rotary forse fino all'ultimo, il coach ha provato un po' a rivoluzionare il quintetto, siamo partiti 15-0 per loro, poi però abbiamo messo a posto qualcosa in difesa, abbiamo fatto una gran partita di cuore come sempre, 53-45 per noi, loro in totale bambola e da lì non abbiamo fatto più canestro, abbiamo finito la benzina, forse un po' noi, ma loro ci hanno provato e una volta va bene, una volta va male. Di tutt'altro tenore la sfida dell'Apu, chiamata alla riscossa dopo la sconfitta nel derby e che invece cade anche in casa contro Forlì. Non bastano i 29 punti di Brisco e i 30 di Sherrill. Alla fine il tabellone dice Forlì 92, Udine 81. Boniciolli, assente per Covid, resta per il momento in sella, ma i tifosi a fine partita della curva chiedono di più e lo stesso fa Capitan Antonutti. Io nella mia vita ho sempre amato le squadre scarse che giocano col cuore, le ho sempre amate. E ho sempre odiato le squadre forti che non giocano col cuore. E se mi trovo in una squadra di queste, mi dà un leggero fastidio. Ringrazio i tifosi che sono stati fino in fondo a vedere questa partita. Forse io da tifoso non sarei stato. E dal 14 al 18 dicembre Sappada ospiterà i Giochi Nazionali Invernali Special Olympics. Oggi la torcia che porta con sé i valori di questo evento è partita da Piazza Libertà a Udine. È iniziato questa mattina a Udine in Piazza Libertà il viaggio della torcia dei 34esimi Giochi Nazionali Invernali Special Olympics Sappada 2022. Autorità, atleti e studenti si sono dati appuntamento nel centro del capoluogo friulano per ribadire il messaggio di coesione e inclusione che la torcia porta con sé. Dal 14 al 18 dicembre Sappada accoglierà oltre 300 atleti di 34 teams che si cimenteranno nella corsa con le racchette da neve e nello sci di fondo. La fiaccola olimpica, perché sapete che Special Olympics tratta i ragazzi con disabilità intellettiva, parte da Udine, partita oggi da Udine per poi arrivare a Tolmezzo e Ovaro e infine a Sappada. Ci saranno circa 380 atleti, 400 sono i volontari, gli accompagnatori per tutta questa settimana a Sappada con 2 discipline. Abbiamo lasciato in Friuli lo sci da fondo e le ciaspole e a Bardonecchia invece faremo le altre specialità. Sport e anche solidarietà per il comune di Udine. Sì, assolutamente, sono valori importantissimi che segnano la crescita delle persone a tutte le età, non solo dei giovani, perché lo sport è fonte di principi e quindi naturalmente la nostra amministrazione ha la volontà di affermare questi valori. Per l'informazione è tutto, io vi lascio con l'appuntamento di A voi la linea tra poco.